Inseguimento ieri sera attorno alle 21, la polizia di Padova ha pedinato due malviventi che avevano già derubato una coppia in via Forcellini. A chiamare il 113 la donna alla quale era stato rubato il computer e le carte di credito lasciate all'interno dell'automobile, un Audi A6 parcheggiata a fianco del bar Ricchi. I due ladri avvistati dalle vittime del furto sono poi riusciti a fuggire a bordo di una Fiat Idea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno iniziato la ricerca dei fuggitivi in tutto il territorio padovano. La Fiat ha percorso ad alta velocità la tangenziale in direzione est, poi Ponte di Brenta, Noventa Padovana, per tornare in centro e ripercorrere il quartiere Mortise. Infine, dopo essere sfrecciata in zona Ponte Vigo d'Arzere, è stata fermata in via Leonati nei pressi del plebiscito. La corsa dei malviventi è poi continuata a piedi fino a quando gli agenti non li hanno bloccati. La refurtiva lanciata dall'auto durante l'inseguimento è stata poi ritrovata all'altezza di viale Kennedy. Simone Derlesi di 27 anni e Michael Dell'Innocenti di 31 anni, residenti entrambi a Padova, sono stati arrestati per furto e resistenza.